se l'impianto accusatorio, se l'impianto accusatorio fosse confermato, dico che non basta l'indignazione, l'unica soluzione è il lanciafiamme. Le parole del governatore Luca Zaia nel giorno in cui la giunta di Palazzo Balbi istituisce il nucleo ispettivo interno che avrà il compito di verificare l'operato di società partecipate dalla Regione, come ad esempio Veneto Acque e Veneto Strade, che avrebbero dato incarichi per consulenze e prestazioni alla stessa ditta di San Marino, coinvolta nella presunta frode fiscale contestata alla Mantovani. Rispetto a queste due aziende voglio che mi date un rapporto dettagliato di ogni singola iniziativa, quindi significa sei andato alla fiera dell'asfalto, mi dici come ci sei andato, quando ci sei andato, con chi ci sei andato, quanto è costato, cosa si è fatto, quindi un rapporto dettagliato per ogni singola iniziativa. Non solo, il governatore Luca Zaia concede 10 giorni di tempo agli 007 appena nominati, che saranno chiamati a controllare anche le fatture saldate negli ultimi anni da tutti gli assessorati di Palazzo Balbi. Farlo prima era difficile perché non sapevamo che esisteva il problema. Cioè, se tu hai un tubo che ti perde in casa, ti accorgi quando vedi la goccia d'acqua che ti esce dal muro. Oggi abbiamo visto la goccia d'acqua e cercheremo di capire se il tubo si è rotto perché è vecchio, e quindi è roba naturale, o se magari qualcuno lo ha trapanato mettendoci un quadro. Il nucleo ispettivo è un organo composto da dirigenti regionali nominati dalla Giunta, che però è formata soltanto da Lega e PDL. Non a caso, dopo le polemiche piuttosto roventi delle ultime ore, il governatore si dice pronto ad assecondare anche la richiesta dell'opposizione, che insiste per una commissione d'inchiesta vera e propria con il coinvolgimento di tutti i gruppi presenti nel Consiglio di Palazzo Ferrofini. Se la facesse sarei il primo firmatario, cioè non ci vedo nulla di male che si facciano delle verifiche, che si indaghi ancora di più. A me però interessa una roba più veloce che è quella del nucleo ispettivo, che in una settimana mi deve dire come stanno le cose.